Una buonasera, eccoci, come promesso, lo avevamo annunciato, vogliamo raccontarvi i sapori nelle valli, le tradizioni delle valli del Natisone, ma anche vi accompagneremo con le musiche grazie a tre ragazzi del territorio, Diego Causero, Alessandro Gosniak e Filippo Lauretic, che andremo a conoscere più in là. C'è lo spazio anche per la solidarietà, perché come ben sapete da queste parti le persone delle valli hanno una sensibilità particolare, quindi parleremo con i volontari del Dipartimento Solidarietà e Emergenze che vedete già schierati in quel luogo, e quindi fra pochi istanti andremo anche da quelle due signore vestite di bianco. Ma intanto io vado da Mauro Pieri, Presidente. Allora, fra poco manderemo, di fatto proporremo i momenti salienti dell'inaugurazione. Che sapore ha Sapore nelle Valli 2022? Ma ha il sapore di una ripartenza, perché finalmente sembra che stiamo uscendo da questo benedetto Covid, almeno i segnali sono in questo senso, e diciamo che comunque malgrado il Covid le due annate precedenti in cui c'era questo problema molto, molto forte, il successo è stato notevole perché abbiamo fatto numeri molto importanti. I prodotti delle valli hanno un nome, sono conosciuti e sono apprezzati in tutta la regione, ma anche oltre, perché l'altro giorno abbiamo avuto gente anche da Portogruaro, ma abbiamo gente un po' da diverse parti anche del Veneto. Ecco Mauro, è stato ricordato nella fase inaugurale 4 fine settimana, così lo ricordiamo, uno se n'è andato, ne abbiamo altri 3 davanti per il mese di ottobre, è una festa che ha fatto passi da gigante. Sì, noi siamo partiti 7 anni fa con il Buono D, 6 anni fa abbiamo fatto la prima manifestazione di Sapori nelle Valli, facevamo un fine settimana, ormai questo è il terzo anno che facciamo 4 fine settimana, in salita ogni settimana l'attività, perché finiremo con l'ultima domenica con 2 manifestazioni, la manifestazione si dividerà in 2 parti. La prima verrà continuata a fare la fiera qua a San Pietro Natisone, la seconda verrà fatta la raccolta di castagne nella cava della Giulia Marni, che è uno dei partner della nostra associazione, e dove si potrà assistere al volo libero degli acrobati del sole, che poi ci sono anche qui oggi in mostra, ma ci saranno delle passeggiate accompagnate, ci sarà l'esibizione dei cani da soccorso della protezione civile, e quindi la possibilità di fermarsi a mangiare e a passare una giornata in mezzo alla natura in un posto fantastico, che poi è una riproposizione di quello che era il paesaggio tipico delle Valli Natisone, la montagna coperta di castagni e di prato, quindi falciata e pulita. Mauro, sulle vocali I ci sono 2 cuori. Ci sono 2 cuori, perché uno appartiene al proprietario della maglia, l'altro è il cuore delle valli, perché il significato della nostra associazione è quella della sensibilità che abbiamo verso il nostro territorio, che amiamo e che continuiamo a voler mantenere nel miglior modo possibile, evitando lo spopolamento, creando magari delle opportunità anche per i giovani per poter rimanere sul territorio. Allora Mauro ci accompagnerà lungo questo viaggio appunto qui a Sapori nelle Valli, e io vorrei iniziare con Diego Causero, Alessandro Gosniak e Filippo Lauretic, che di fatto ha un nome il vostro gruppo? Si chiama Kreiner Trio, Dauber Kreiner, musica popolare anche di questa zona. Noi abbiamo cominciato a suonare da giovanissimi, un po' per soprattutto passione, ma anche per tradizione, perché in queste zone qua la musica popolare, le fisarmoniche, i vari accompagnamenti sono molto sentiti. Vi faremo sentire dei nostri pezzi, ecco. Autobahn.
Grazie, grazie. Arriva anche un applauso. Senti, che cosa significa? Poi sentiremo anche magari delle musiche delle valli. Voi siete degli ambasciatori della cultura di queste zone. Sì, certo, certo. Diciamo che è tanto impegno, noi portiamo avanti una tradizione, ci sacrifichiamo per portare avanti la cultura anche della fisarmonica delle valli, che comunque qualsiasi persona si chieda sanno che nelle valli natisone c'è vita, c'è musica, c'è folklore, c'è fisarmonica soprattutto. Quindi comunque noi dedichiamo una parte del nostro tempo anche a questo aspetto, a portare avanti una tradizione. Alessandro, quant'è che frequenti questi ambienti? Io ho iniziato a suonare che avevo 6 anni, però la fisarmonica è sempre, come ha detto Diego, anche qua nelle valli diciamo vive nelle nostre case, quindi già da piccolo, quando hai 4 anni, magari inizi a cantare con la nonna, col nonno, ti insegnano le canzoni e inizi a sentire la musica nelle orecchie, che è sempre quella più o meno, ovviamente, e ti inizia a rimanere in testa. E dopo mi sono appassionato, ho iniziato a studiare, mi sono appassionato e così abbiamo continuato sempre di più a suonare. Io e Diego siamo compagni di classe da quando eravamo piccoli, quindi dopo siamo anche trovati insieme. E questo è l'uomo che di fatto dà il ritmo. Sì, io accompagno le fisarmoniche, loro sono i protagonisti e niente. E invece tu quant'è che suoni questo strumento? Anche io da quando sono bambino e poi seriamente ho dopo preso lezioni e comunque si è sempre impegnati, si va a suonare di qua, di là, qualsiasi sagra, noi facciamo riempimento, ecco. Avete sentito i termini, facciamo riempimento, questo è uno strumento che vive nelle nostre case e quindi... Anima il carnevale nelle valli, non dimentichiamo che le valli hanno le loro maschere tradizionali. Diciamo dove? In che località? Ci sono diversi gruppi, da Montefosca a Mersino, da Rodda, sono quelle un po' più rinomate, ma ci sono anche altri gruppi più piccoli e quindi la tradizione del carnevale è legata fortemente alle fisarmoniche. O viceversa. O viceversa. Adesso, come vuole la tradizione, vediamo dove è andata la nostra Virna di Lenardo per raccontarci Val Canale, Canal del Ferro. Sapete che c'è questa nuova rubrica in questa edizione dello Schegno 2022, quindi andiamo con questi 3 minuti. Buonasera Daniele, buonasera a tutti i telespettatori. Daniele, guarda un po', oggi i cari Christian e Patrizia mi hanno portato a fare un'escursione. Io non ero neanche proprio vestita adatta per fare un'escursione, però mi hanno detto no, dobbiamo andare a vedere il fiume Fella perché è una parte pazzesca della Val Canale, Canal del Ferro, e avevano proprio ragione. Eccoci Patrizia, siamo qua quindi sul gretto del fiume ed ecco l'oggetto di oggi preso direttamente dalla natura, i sassi del fiume Fella. Infatti queste sono le rocce calcaree, questa pietra così biancastra che rende le acque del fiume Fella particolarmente chiare, ed è da questa peculiarità che deriva il nome del fiume, dalla radice prelatina fel, ma anche dalla parola slovena bela, che significa bianca. Questo fiume nasce nei pressi di Malborghetto Valbruna e scorre per circa 54 km,
fino a Portis vicino a Venzone, dove raggiunge le acque del fiume Tagliamento, di conseguenza è anche il suo tributario principale. Tornando al nostro discorso delle pietre, queste pietre così bianche sono adatte anche per realizzare i mosaici. E questo è uno spunto per citare la famosa scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, la cui tradizione si basa proprio sull'abbondanza della materia prima, ovvero sui sassi dei nostri fiumi, che venivano utilizzati dai maestri locali già a partire dal Cinquecento, soprattutto a Venezia. È molto piacevole sapere come diverse particolarità del nostro territorio, della Val Canale e Canal del Ferro, richiamano poi a tutto il resto della regione. Lo abbiamo visto anche con la ghiacciaia di Resiutta, con la miniera del Rio Resartico, sempre di Resiutta, i collegamenti con la città di Udine. Insomma, il nostro territorio ha veramente tantissimo da raccontare, ma soprattutto possiamo dirlo, Patrizia, il fiume Fella è un vero simbolo della Val Canale e Canal del Ferro e ci accompagna lungo quasi tutta la Pontebana che arriva fino a Tarvisio. In realtà il fiume, come hai già ben spiegato, lo vediamo fino a Malborghetto circa. Tra l'altro oggi il nostro caro Christian ci sta regalando delle immagini riprese col drone davvero pazzesche. Noi in questo momento ci troviamo all'altezza del fiume Fella nel comune di Moggio Udinese, ma le riprese che state vedendo accompagnano il fiume Fella verso Tarvisio, quindi possiamo dire in direzione nord-est. Caro Daniele, cari telespettatori, anche per la puntata di oggi è tutto. Io ringrazio come sempre Patrizia Crespi per la disponibilità, Cristian Madotto per le riprese e tutti voi per l'ascolto e naturalmente Daniele per la linea. Alla prossima, ciao! Seconda parte dello scrigno, a questo punto vogliamo proporvi quella che è stata la fase inaugurale. Lo diceva prima il Presidente Pieri che qui si fa sul serio e la gente normale, il popolo sta rispondendo di anno in anno sempre di più, ma anche le autorità. Ce n'erano tante venerdì scorso per l'inaugurazione, c'erano anche delle glorie dell'Udinese come Miano che non a caso vive da queste parti e Gigi De Agostini che ha fatto un bellissimo intervento anche su quella che è la formazione dei più piccoli, visto che lui ha una scuola calcio a Savorgnano di Povoletto, ma c'erano anche loro, i grandi della A2, ovvero sia la Gesteco al completo, perché Sapore nelle Valli ha voluto esserci e poi c'erano diverse autorità locali e anche un deputato uscente. Ma a questo punto io vi lascio con il contributo che abbiamo registrato in quell'occasione. Fra gli ospiti di Sapori nelle Valli, o meglio nell'inaugurazione di Sapori nelle Valli, c'è anche una gloria bianconera, Gigi De Agostini. Allora Gigi, intanto da friulano come guardi a queste manifestazioni? Ma con favore, perché insomma è giusto le tradizioni mantenerle e soprattutto se i prodotti sono buoni anche, quindi sono conosciuti non solo a livello locale ma in tutta Italia ma anche nel mondo, quindi è un vanto per la nostra regione. Allora, tra le cose che si chiedono sempre sarebbe bello trovare delle eccellenze nel calcio a livello locale. Tu hai centrato l'obiettivo. Ah sì, ho realizzato il mio sogno, il mio traguardo. Sono partito dall'Udinese, sono partito dalla Polisportiva Tricenio, sono andato all'Udinese e lì sono stati gli esordi prima in Serie B e in Serie A. E quindi è stata una cosa bellissima perché giocare nella squadra della propria regione, così della propria provincia, è il massimo, insomma. Senti, la tua scuola calcio come va? La mia scuola calcio va bene, siamo molto contenti, sia io che mio figlio, con i nostri collaboratori Gloria Pellegrini e Alessandro Armato, e quindi continuiamo sulla falsariga degli anni scorsi. Senti Gigi, non abbiamo solo esempi positivi dal mondo del calcio, tu hai una grande responsabilità, di fatto c'è una sorta di, ci sono delle regole che tu probabilmente ai piccoli calciatori dai. Sì, perché l'importanza del comportamento prima di tutto. Noi abbiamo una fascia di età che parte dai 5 anni e arriva agli 8, quindi è un momento un po' importante. Secondo me siamo il terzo organo di formazione dopo la famiglia e la scuola. Quindi fare sport credo che sia
che sia un bene per i ragazzi, farlo nel modo giusto ancora meglio. E le famiglie che ruolo hanno nella tua attività? Ma le famiglie hanno un ruolo determinante, abbiamo un buonissimo rapporto, parliamo in modo schietto ai genitori, diciamo sempre di lasciare stare i bambini, di non pressarli, di non porre su di loro troppa responsabilità, perché insomma le cose vengono da sole poi. Senti, non posso non farti una domanda: dove può arrivare questa Udinese? Ma speriamo il più in alto possibile, in questo momento sta facendo molto bene, quindi credo che possa confermarsi su questi livelli. Quest'anno il campionato è un campionato strano e quindi ci si può inserire anche per lottare per posizioni prestigiose. Mariano Zufferli, sindaco di San Pietro Natisone e vicepresidente della comunità della montagna. 2022, il Covid c'è ancora, ma ci sentiamo un po' più leggeri. Sì, effettivamente ci troviamo in una condizione diversa rispetto a quello sanitario e incombe un'altra problematica, quella dei costi, quindi è sempre un rincorrere. E a questa manifestazione, che è cresciuta negli anni, che cosa diciamo? Allora, è una manifestazione che è iniziata, diciamo, nel piccolo e pian piano ha sempre cercato di continuare durante tutti questi anni e portare soprattutto a conoscenza i prodotti locali delle Valli del Natisone. Grazie, dopo nel tempo si è costituita anche un'associazione, che è Sapori delle Valli, che proprio ha lo scopo di creare promozione sul territorio. Che ricordo ha Zufferli, piccolo, quando andava a raccogliere le castagne? Beh, io da piccolo i miei nonni erano originari di tribi superiori, quindi era un punto di riferimento per le castagne. Ricordo con i nonni che si raccoglieva queste castagne, ma all'epoca anche tutti i prati erano sfalciati e di conseguenza permetteva, ecco, adesso c'è un minimo di abbandono, ma la cosa sembra che sta cambiando, sta tornando indietro per il recupero sia diciamo, di tutti questi terreni incolti, ma soprattutto anche di quella di messa in dimora di nuove piante di castagni. Se lo ricorda il colore del bosco? Sì, me lo ricordo, sì, ancora il bosco, e mi ricordo che era il bosco, che c'era anche degli appezzamenti di verde di contorno, cosa che in questo momento il verde non c'è più, il bosco ha sopraffatto anche il verde. E questo chiaramente non è un bene, soprattutto per quanto riguarda tutto il paesaggio, soprattutto la particolarità, il rischio idrogeologico anche causato dall'aumento, diciamo, di superficie del bosco. Il sindaco di San Pietro al Natisone dove mangia le castagne? Ma sinceramente dove trovo l'occasione senz'altro non mi tiro indietro, perché comunque la castagna era un qualcosa di riferimento per tutte le valli del Natisone e soprattutto creavano tantissimi dolci anche con le castagne e facevano tantissime cose. La castagna era un punto di riferimento per tutte le famiglie delle valli del Natisone. L'onorevole Roberto Novelli, lo diciamo ancora onorevole, anche se il titolo rimane. Sì, il titolo rimane, comunque concludo la mia permanenza a Roma con grande soddisfazione e adesso ci orientiamo all'amministrazione della città di Cividale e poi chissà. Chissà, chiaramente stiamo già, lui dice che guarda alla città di Cividale, ma il prossimo anno ci sono le regionali, ma il tema di questa intervista non è la politica, bensì la tradizione. Beh, la tradizione qui nelle Valli del Natisone è qualcosa di importante e dopo anni e anni la tradizione trova anche una ricaduta in termini economici, se vogliamo, pratici. Bisogna dire brave a queste associazioni che hanno veramente vivacizzato le Valli del Natisone e sono riuscite anche a mettere assieme le imprese, le piccole imprese delle Valli del Natisone, soprattutto per quanto riguarda il settore agroalimentare e turistico e anche, come dire, di innovazione nell'offerta di un territorio stupendo che insieme a Cividale del Friuli davvero è qualcosa che non può che essere più che appetibile per i visitatori e per i turisti che stanno arrivando sempre più copiosi sul nostro territorio. Che cosa manca ancora per valorizzare bene il prodotto castagne? Ma secondo me per valorizzare bene il prodotto castagne è necessario assolutamente che il prodotto venga innanzitutto fatto conoscere ma fuori dai nostri confini e soprattutto con quel marchio che qui si sta
assolutamente sviluppando e portando avanti, in modo tale che le persone sappiano che vanno a cercare un prodotto di qualità, di un territorio bellissimo, che è anche da un punto di vista nutritivo molto, come dire, molto importante. Ecco, quindi che secondo me quello che stanno facendo nelle valli natisone, quello che sta facendo il Consorzio, quello che stanno facendo le associazioni è qualcosa di veramente importante ed è una svolta, posso dire, epocale. Sono con Leonardo Battistini, cestista della Gesteco. In vista di quello che succede fra 48 ore, lei tra l'altro è mantovano. Sì, sono mantovano, quindi sicuramente sarà bello tornare a casa e niente, cercheremo di dare tutto in campo e vediamo come andrà. Come vi siete preparati? Come al solito o c'è qualcosa in più? Beh, questa settimana abbiamo lavorato molto bene, abbiamo lavorato tanto e bene e in vista di questo primo impegno fuori casa che insomma sarà molto importante per dare continuità alla partita anche vinta in casa la prima giornata. Ecco. Senta, quindi abbiamo capito come vi siete preparati, ci sarà un'emozione in più visto che ci saranno i suoi compaesani sugli spalti? Beh, insomma, diciamo che sicuramente sarà molto bello, sarà una bella esperienza e insomma ovviamente cerco di fare il mio lavoro, cioè vincere la partita e fare quello che mi viene chiesto, quindi insomma... Ci saranno anche i suoi familiari sugli spalti, sicuramente? Sicuro. Sì, Chi arriva? Chi arriva? I miei genitori, i miei amici, e, insomma, queste persone qua. C'è un dialetto nel mantovano e quindi per dire forza Gesteco? No, si dice forza Gesteco. E basta? Sì. Senta, a proposito, noi siamo qui per inaugurare Sapori nelle Valli, che rapporto ha col territorio? Da quanti anni è che è da queste parti? Io sono qua dal primo anno che c'è la Gesteco, quindi dal 2020-2021, quindi sì, insomma, questo qua si pronuncia il terzo anno. Insomma. Lei ha visto questa piacevole metamorfosi di questa squadra? Sì, molto, insomma all'inizio era tutto, come dice il nostro presidente, un cantiere aperto, insomma era tutto un po' in costruzione e poi col passare degli anni secondo me sta avendo sempre molto più piede, sta sempre comunque avendo più legame col territorio e niente, molto secondo me è una bella iniziativa perché comunque si cerca sempre di promuovere quello che di bello c'è in questa regione. Federico Vecchi, vice coach della Gesteco. Senta, come siamo? Pronti per Mantova? Sì, siamo pronti, siamo ancora carichi della partita vinta, che è stata un po' un momento storico per tutti noi, perché è stata la prima in A2 per la Web Cividale. E sappiamo che Mantova è una squadra dura, tosta, ostica, anche perché rispetto a quando l'abbiamo incontrata in Supercoppa è sicuramente cresciuta. Però insomma noi abbiamo le nostre armi e saremo pronti a dar battaglia. Senta, per essere una rivelazione che cosa dovete fare? Noi dobbiamo fare le piccole cose, ecco, mantenere il nostro spirito che deve essere positivo e spensierato anche quando ci saranno momenti di difficoltà che saranno inevitabili in una stagione lunga e difficile e quindi mantenere un po' appunto la nostra identità che è quella di essere umili da un certo punto di vista ma anche un po' spensierati e giocare con gioia perché questo è un po' lo spirito che ci trasmette la società e anche il pubblico. Sono col sindaco di Pulfero. Senta, inaugurata Sapori nelle Valli, facciamo un po' di amarcord, ma lei quando andava a raccogliere castagna ci andava da solo con i nonni? Ma io onestamente ho fatto, come dire, la mia gioventù in agricoltura perché casa mia era una casa di contadini, avevamo i cavalli che erano quelli che poi servivano a lavorare nei campi. È un ricordo piuttosto, come dire, triste perché mentre i miei, come dire, amici andavano a giocare io dovevo andare a lavorare nei campi, però insomma mi è rimasto questo amore per la terra, per il nostro territorio e andavamo anche a raccogliere le castagne e anche la legna, ma soprattutto andavamo a raccogliere le fascine, cioè i rami delle legna che poi dopo sistemavamo in fasce e portavamo per fare il fuoco d'inverno. Come erano le castagne quando il sindaco di Pulfero era un po' più giovane? Ma erano buonissime come sono adesso, ecco. Chiaramente poi dipende dalle varie qualità, noi solitamente mangiavamo le porcinche che sono le castagne più piccoline che sono quelle che hanno più zucchero, che sono più dolci e anche più saporite.
Siamo rientrati in diretta, questo il blocco più lungo realizzato nella inaugurazione di Sapori nelle Valli. Abbiamo ancora qualche voce da farvi sentire, quindi state ancora con noi, vi lascio questa intervista. È un po' un sex symbol delle valli del Natisone, Massimo Medves, ovvero sia Vallimpiadi. E qual è il supporto che anche quest'anno questa realtà dà? Ma diciamo che oggi così pensavo a 6 anni fa circa, quando con Daniele Damele abbiamo pensato di promuovere i prodotti del territorio. La prima persona che un po' ho interpellato è stato il presidente di Sapori nelle Valli, che è Mauro Pieri, che non ci conoscevamo, quindi è un'amicizia che sta continuando da 6 anni e diciamo che vedere oggi questo risultato ti viene quasi la pelle d'oca. Ma perché? Perché effettivamente mettere insieme in un territorio così difficile, perché le valli sono difficili, per me è una grande soddisfazione, anche perché diciamo grazie anche alle amministrazioni, perché hanno fatto un gran lavoro dietro, dopo il Giro d'Italia, dopo il lavoro che nel 2016 Enzo Cainero ha portato, diciamo, la prima volta il Giro d'Italia nelle valli. C'è stata questa armonia, questa sinergia tra le associazioni, ma anche tra gli agricoltori, tra i produttori, e vedo che c'è sempre più questa sinergia e questo per me è un grosso piacere. Vallimpiadi aiuterà sempre e aiuta tutte le associazioni del territorio, non perché c'è Massimo, ma perché ormai siamo qua adesso anche con più associazioni. Qua ci saranno solo di quelli che collaborano con Vallimpiadi più di una decina, quindi vuol dire che diciamo, il lavoro è stato fatto bene. Io spero col prossimo anno, quest'anno sarà un anno di rodaggio, di portare tutto quello che Vallimpiadi sul territorio fa durante l'anno in questi 4 fine settimana. Dalle moto da trial alle freccette, alla corsa in montagna, alle bici, alle bike, sia le muscolari sia le bike, ma anche dei sport di nicchia come l'arrampicata. Abbiamo già un progetto molto importante nelle valli di realizzare una bellissima palestra di roccia, sicuramente sarà una cosa eccezionale, naturalmente per portare anche turisticamente parlando nelle valli sempre più gente. Grossa soddisfazione sempre con Mauro e la grotta di San Giovanni d'Antro, con cui collaboriamo ormai già da 1 anno e mezzo con grandissime soddisfazioni. Abbiamo questi giorni qua sono intervenuti sia dei giornalisti sloveni sia dei reporter, delle persone comunque a livello diciamo, turistico, di divulgazione a livello nazionale, che verranno nella grotta di San Giovanni d'Antro. Portare gente ad Antro vuol dire portare gente nelle valli, quindi far lavorare tutti i produttori, naturalmente ci deve essere sinergia con tutto questo. Sergio Amirati è il presidente del Motoclub Morena. Sapori nelle Valli e il vostro motoclub assieme, perché? Perché con il nostro mototurismo noi veniamo spesso e volentieri nelle valli e poi sono prodotti che noi usiamo, giriamo, portiamo dei motociclisti e quali prodotti migliori di usare quelli delle valli? Prodotti genuini fatti da aziende del posto parliamo di qualità, di eccellenza, parliamo dei prodotti di Friuli Venezia Giulia. E diciamo che l'obiettivo è anche quello di fare qualcosa assieme il prossimo anno. Sì, perché noi abbiamo già in programma il motoraduno nazionale del prossimo anno, che potrebbe essere, che adesso ci stiamo ancora lavorando, siamo un po' tanto presto, ma come abbiamo fatto negli anni scorsi, nelle 4 edizioni precedenti del motoraduno nazionale Città di Udine, quest'anno possiamo proporre le valli del Natisone al mototurismo, quindi fare un'aggregazione con le valli e portare i turisti, che di solito per noi sono motociclisti, nelle valli ad assaggiare questi prodotti e a portarli, come si dice, a vedere questi posti bellissimi delle valli. Daniele Damele, dirigente dell'ERSA, qual è il percorso che sta facendo il prodotto castagna per essere valorizzato? Allora, come ERSA, il collega Paolo Tonello sta realizzando un progetto di sperimentazione
Cosa significa? Significa che ERSA è in prima linea per quanto riguarda il futuro, per quanto riguarda il pensare a quelle che possono essere le realtà del domani. Ecco il significato della sperimentazione, ecco il significato del perché ERSA nel territorio realizza queste attività. E come sapete, vogliamo chiudere questa terza parte, come sapete noi amiamo il nostro territorio, stiamo trasmettendo da Sapori nelle Valli, ma stacchiamo un attimo, c'è stato un gemellaggio importante fra le comunità di Magnano in Riviera e Conco, due realtà che si sono avvicinate in occasione del terremoto del 76, quando i veneti dall'altipiano di Asiago scesero nella pianura friulana per supportare le popolazioni terremotate. Bene, questo gemellaggio è stato rinnovato nelle settimane scorse e quindi abbiamo delle interviste realizzate proprio a Conco. È terminata la cerimonia di gemellaggio fra le comunità di Magnano in Riviera e Conco, due comunità che si sono avvicinate con il terremoto del 1976, quando la comunità di Conco diede una grossa mano ai friulani, partecipando prima nella fase emergenziale con la ricostruzione e poi addirittura con la posa e la realizzazione di un monumento ai caduti. Qui praticamente nel bel mezzo dell'altopiano di Asiago oggi si è confermato il gemellaggio che va avanti oramai da 35 anni. Con Don Ottavino Predebon lei ha portato i saluti della comunità dicendo anche speriamo insomma, che gli alpini rimangano, sottolineando l'importanza del servizio di leva. Beh sì, è importante questo. Cioè il corpo degli alpini è un corpo che effettivamente vive una fraternità che va al di là dei paesi, che è quasi universale, poi anche dei legami che si creano tra due paesi che prima non si conoscevano, adesso almeno hanno contatti, molto spesso si parla del corpo degli alpini di Conco e di Magnano e io trovo che questi legami aprono il cuore, aprono le possibilità e fanno vedere che il mondo è grande, che c'è posto per tutto e che c'è bisogno di tendere una mano, c'è bisogno di generosità. Robin Lirussi, capogruppo alpini di Magnano e Riviera, ci spieghi un po' il motivo di questo gemellaggio che stringe la comunità friulana a quella di Conco? Diciamo che questo gemellaggio nasce da una situazione che è stata creata tutto da un brutto evento, che è il terremoto del 76. Queste persone sono venute su volontarie a dare una mano alla comunità nel momento più brutto. L'amicizia che negli anni dal 76 all'87 ha sempre dato spazio alle due comunità di trovarsi, di festeggiare assieme, di ricordare e di ringraziare. Ecco, dall'87 ad oggi sono passati 35 anni, ma 35 anni come fosse il primo. Cioè l'amicizia è sempre la stessa, infatti noi diamo l'indicazione ai nostri gemellati di Conco come fratelli, fradis. Segretario Tomat, che cosa c'è di concreto a Magnano di questo gemellaggio? Questi fradis, dobbiamo dirlo, hanno fatto una donazione. Questi fradis hanno fatto un'importante donazione che è il monumento ai caduti del capoluogo, quindi qualcosa che rimarrà per sempre. E poi sono stati fatti altri omaggi, per esempio presso la chiesa parrocchiale di Magnano ci sono dei candelabri realizzati dallo stesso scultore che ha realizzato anche la fioriera che c'è davanti al monumento. Quindi il ricordo dei fradis di Conco rimane indelebile nel paese. Un'iniziativa lodevole degli alpini di Magnano in Riviera e di Conco in provincia di Vicenza, ma anche dei donatori di sangue, sempre magnanesi. E adesso vogliamo raccontarvi, sempre con delle interviste realizzate, in questo caso a Strassoldo di Cervignano, c'è stato un evento dei cacciatori che di fatto non si celebrava, non si effettuava oramai da 8 anni. Vediamo.
Gianfranco Turchetti, delegato regionale di Enal Caccia. E intanto le chiedo il significato di questo trofeo Diana che si rinnova ormai da quanti anni? Questo è il 42esimo finale del torneo Diana. Come dicevo, l'Enal Caccia è un'associazione venatoria a livello nazionale riconosciuta che si occupa di, una tra le tante cose, si occupa di fare queste gare cinofile dove si evidenzia il rapporto tra cane e cacciatore, tra cane e conduttore, che porta all'abbattimento delle starne e del loro recupero. Senta Turchetti, sono arrivati cacciatori da ogni parte d'Italia? Sì, sono arrivati cacciatori da ogni parte d'Italia perché si arriva dopo aver vinto le selezioni del nord, del centro e del sud. In questo caso chi arriva a fare questa finale ha vinto una delle fasi interregionali. Ecco, il territorio che vi ospita è quello di Bagnari Arsa. Sì, siamo in comune di Bagnari Arsa, frazione di Castions, siamo in una zona addestramento cani, una bella zona che oltre ad avere caratteristiche importanti è vicino a tutto, all'autostrada, alla ferrovia, alle strade normali, quindi una ubicazione interessantissima. Senta, che cosa significa essere un cacciatore oggi? Oggi significa essere un cacciatore se si ha il senso di tutelare l'ambiente. Non esiste caccia se noi non tuteliamo l'ambiente. Alberto Budai, consigliere regionale. Allora, lei di fatto è della zona e chiaramente guarda con grande senso di ammirazione a questo evento. Certamente, questa giornata da parte dell'Enal Caccia va a valorizzare un territorio che è uno dei più meravigliosi del Friuli, perché ha una biodiversità incredibile e quindi la presenza di questa associazione per questa giornata, come ho detto, va a valorizzare e soprattutto va a inserirsi in un ambiente che ovviamente ha delle peculiarità incredibili e quindi i nostri amici cacciatori sono ben accolti in questa zona, in questo territorio, per dare un senso anche alla loro voglia, alla loro capacità di fare associazionismo e di stare sul territorio, a controllare il territorio e a controllare quanto avviene sul territorio, perché sono le prime sentinelle, ovviamente i cacciatori, del territorio dove loro operano. Assessore Zanier, intanto come saluta questo evento organizzato da Enal Caccia? Lo saluto con estremo favore, cordialità e amicizia. Oltretutto un campionato italiano qui da noi in Friuli Venezia Giulia è un evento estremamente importante, un evento importante per tutto il mondo venatorio ma anche per la componente cinofila che all'interno del mondo venatorio esprime in maniera importante le proprie attività. Senta, come sta il mondo venatorio? Il mondo venatorio oggettivamente soffre di un decremento costante, di un'età media molto alta. Questo è un dato oggettivo, un dato su cui c'è poco da fare considerazioni. Le nuove leve stanno entrando però in un numero non sufficiente a rimpiazzare quelle che sono le uscite, quindi presumo che nei prossimi anni avremo dei numeri limitati con delle questioni invece legate alla gestione e al controllo della fauna che sono invece all'attualità di ogni singola giornata, specialmente per quelli che riguardano la gestione dei danni riguardanti l'agricoltura. Elisa Pizzamiglio, sindaco di Bagnari Arsa. Senta, per lei è il primo trofeo Diana, anche perché sul suo territorio insiste una struttura particolarmente importante per il mondo venatorio. Sì, per me è assolutamente la prima volta e quindi io ringrazio l'Enal Caccia anche di aver organizzato questa gara, questo trofeo qui proprio nel territorio di Bagnaria, dove appunto, come giustamente osservato, esiste questa azienda venatoria che si trova appunto in territorio di Bagnaria, nella parte in particolare di Castions delle Mura. Qui insomma la tradizione della caccia effettivamente è una tradizione che storicamente è abbastanza consolidata, come del resto un po' nella zona insomma della bassa friulana esistono appunto queste aziende, queste riserve anche dove effettivamente c'è un'attenzione direi anche particolare non solo per la caccia ma anche direi proprio per un rispetto dell'ambiente e anche della biodiversità di queste zone. Ecco.
Quarta parte dello scrigno, ve lo ricordo, stiamo raccontando, stiamo spingendo su Sapori nelle Valli, e questo è il trio che ci sta accompagnando durante questa trasmissione, e andiamo col secondo brano, Las Brissade. Grazie, grazie di cuore. Adesso io vado da questa parte. Allora c'è un uomo che si sta rilassando con una sigaretta, e andiamo da questa signora che invece non so con cosa si sta rilassando, o forse si è già rilassata. Col piatto che ho mangiato. Buonissimo. Che cosa ha mangiato? Era polenta taragna con formaggio fuso di Montasio e non mi ricordo più, perché me l'hanno fatto in cucina, quindi non l'ho fatto. Lei sa cucinare queste cose? Qualcosa. Lei da dove arriva? Io arrivo da Udine, ma non sono friulana. Senta, e quindi cosa vuol dire che è? Origini napoletane. Quindi lei sa fare la... Lei mi ha già capito che cosa? Un po' di tutto, sì. Dalla pastiera alla pizza. E là volevo arrivare, sì. Là volevo arrivare. Sì. Allora, ma perché fuma? Non fumi, fa male. Comunque. So che è un problema mio, ma sa che in televisione... Lei che cosa fa? Ha mangiato già? Certo che ho mangiato di tutto qua, ho mangiato veramente bene, squisito. Tutto. Cosa ha mangiato? Primo, secondo? Ho mangiato le tagliatelle alla selvaggina e poi mi sono mangiato uno spezzatino che era uno spettacolo. Quindi va a casa, lei arriva da? Faedis. Quindi va a casa appagato? Certo, anche di più. Grazie, grazie. E vedete che ci sono, andiamo da questa, lei è una volontaria di Sapori nelle Valli, che cosa fa da queste parti? No, sono venuta a dare una mano, diciamo, qua a Sapori nelle Valli. Il primo anno? Sì, è il primo anno, oggi è il secondo giorno, quindi ho appena iniziato, però mi sto trovando molto bene. Senta, che sensazione ha? Secondo me mi sembra di vedere un'aria positiva intanto, e ci sono molte persone che vengono qua appunto per... Grazie, lei è di dov'è? Di questa zona qua, abito a San Pietro. Quindi delle Valli della Tesoro. Grazie. Grazie a lei e buon lavoro. Allora, caro Pierig, noi andiamo da quella parte perché vedo delle cose... Sì, possiamo andare da quella parte dove c'è un'esposizione di tutti i piatti che si possono degustare. Abbiamo
Sì, qua c'è praticamente, è un aeroporto di Dio. Diciamo che non è la festa classica delle grigliate, ma c'è un menù molto, molto raffinato, molto ben curato da una delle aziende associate a Sapori nelle Valli. Partiamo dai primi, no? Le tagliatelle al ragù di selvaggina, al frico con la polenta, al frico di castagne con la polenta, allo spezzatino di pezzata rossa, allo stinco con i fagioli, all'orzotto che dimenticavo tra i primi, e poi ci sono le due perle delle valli che sono la gubana e sono gli strucchi lessi, quelli che sono nel piatto vicino alla gubana, che sono una delle prelibatezze delle Valli Natisone. Gli strucchi sono sia lessi che fritti. Noi li proponiamo fritti e li proponiamo lessi perché i fritti si possono comprare nelle aziende che sono qui presenti. Poi qui vicino abbiamo la polenta gigante, che è la polenta tipica delle valli, fatta con metà farina e metà patate. Chi è che la... Ci sono due ragazzi delle valli che l'hanno fatta oggi e la fanno ogni domenica, la faranno ogni domenica. E poi naturalmente abbiamo la macchinetta per la produzione delle caldaroste, delle castagne, che possiamo togliere il coperchio, facciamo vedere come gira. Ecco. Gli specialisti sono loro, si chiamano? Si chiamano Vladan e Marinel. Marinel, originario di dove sei? Romania. E Vladan? Di Bosnia. Quindi pensate, due paesi che di fatto si incrociano e si affiancano. Scusa, dalle vostre parti ci sono le castagne. Certo, sono più grandi o no? Ma uguale come questi. Senti, per mangiarle quanto tempo ci vuole perché siano pronte? Quindicina di minuti. Detto in rumeno come si dice 15 minuti? 5 minuti. 5 minuti. E siccome io sono un tipo internazionale, vado in Bosnia. Scusami, in Bosnia siete più forti nei primi o nei secondi? La carne. Le sarmale li fate anche voi? Sì, come loro. Lo so, fatto apposta, hai visto? Aveva già dilatato gli occhi, ma cosa glielo chiedi? Anch'io so fare le sarmale. E le castagne ci sono in Bosnia? Ci sono sì, anche da noi. Ma cosa fai da queste parti, nelle valli? Che cosa fa un bosniaco? Quando trovi amici vieni lì e... Sì, facciamo una mano lì. Ho capito. Perché qua è tradizione questo e sì. Certo che è una tradizione. Tante cose che trovi qua e sì, una roba buona, no? Grazie. Allora, e qua di fatto questo è il famoso scartos dove si mettono le castagne, facciamo la prova, la dimostrazione scientifica di come si mettono le castagne. Sono pronte qua, eccole qua, queste sono quelle già pronte. Ecco. E di fatto sono pronte. Senti, chi è che l'ha tagliate? Chi è che l'ha preparate? Una signora. Ah scusa, lui non lo sa. La signora si chiama? Si chiama Vania. Ecco, quindi salutiamo anche Vania che prepara il taglio appunto sulle castagne che poi si cuociono in circa un quarto d'ora. Senti, che tipo di castagne sono queste? Questa è una castagna precoce del nostro territorio. Ricordiamo che nelle Valli Natisone c'è un numero di varietà notevole di castagne. La castagna è un po' insieme alla mela la storia della sopravvivenza alimentare nelle Valli Natisone. Questa è una castagna che si chiama Obiaco, che è diciamo di metà produzione, non precoce. La più precoce è il Ranaz, che ormai è già passato come varietà. Io
Posso, me lo porto in giro così? Sì, Presidente, lei mi autorizza? Ti autorizzo tranquillamente. Perfetto, così portiamo in giro e magari le offriamo di tanto in tanto. Io volevo approfittare dell'occasione, anche perché della grotta di San Giovanni d'Antro ne abbiamo parlato, ma bisogna sempre parlarne proprio perché i numeri vi danno ragione. Fra poco avremo anche delle immagini che abbiamo realizzato in passato, perché Telefriuli da queste parti viene sempre molto spesso e volentieri. Come si colloca dal punto di vista turistico la grotta? Beh, dal punto di vista turistico diciamo che è la perla delle Valli del Natisone, perché è il monumento naturale, storico, è tutto quello che vogliamo, tradizione, c'è la concentrazione di tutto quello che le Valli del Natisone offrono. E lo dimostra, noi con la nuova gestione da parte dell'associazione Tracetta abbiamo fatto dei numeri importanti. L'anno scorso abbiamo fatto 3.500 ingressi in 3 mesi da 16 nazionalità diverse, quindi sono numeri importanti per il nostro territorio. Quest'anno abbiamo superato quella cifra già a metà agosto e siamo aperti fino alla fine di novembre, quindi diciamo che sono numeri importanti. La grotta è il bene più interessante, più importante che c'è sul nostro territorio, e credo che tutti dovrebbero avere l'opportunità di andarla a visitare. Poi noi abbiamo anche organizzato un servizio di guide molto preparate che accompagnano le persone in questi tragitti. Allora io mi sposto da questa parte perché vogliamo, questi sono i piatti che vi abbiamo mostrato prima e vedete che questa signora di fatto procede all'acquisto e poi se li porterà a casa, ma andiamo da queste due signore, carissima. Carissimo, come stiamo? Allora, stiamo molto bene. Anche noi. Senti, ti chiedo, ma insieme a voi, Dipartimento Solidarietà Emergenze, che cos'è? Noi siamo che collaboriamo con la Protezione Civile, aiutiamo chi nelle catastrofi, terremoti, alluvioni, qualsiasi cosa, andiamo come cuochi a far da mangiare. E oggi che cosa proponiamo a Sapori nelle Valli? Allora, oggi abbiamo cercato di rivisitare la Gubana a modo nostro. Sai che noi cuochi ci piace lavorare di fantasia, ci piace, soprattutto con una persona che tu conosci tantissimo, che lei c'è, la signorina Marinella Ferigo. Marinella Ferigo, sì, mi dice qualcosa. Ti dice qualcosa questo nome, ecco, già sentito nominare. E lei ci ha fatto, ha detto, lo chiamo il dolce delle valli, uno strudel, con una pasta rivisitata alla modo suo, cioè al modico carnico suo, e con ingredienti dentro fatti con fichi, noci, mele, arance, cacao. Mi ha detto, vai là e cerca di farlo assaggiare. E quindi voi a Sapori nelle Valli di fatto c'è questa possibilità di degustare, chi vuole fa una donazione. Una donazione che noi poi la diamo in beneficenza, aiutiamo le persone. Adesso stiamo collaborando con l'associazione Fabiola, anche come abbiamo fatto a Friuli Doc, la minestra, stiamo collaborando con quelle e diamo, tolte le spese, diamo tutto all'associazione Fabiola. Molto bene, noi credo che ci possiamo fermare, Francesco sì. Ci possiamo fermare e dobbiamo spostarci perché andiamo in esterna, qui fuori dal capannone, perché ci sono due cose da farvi vedere. Quinta parte dello Scrigno, sono con Daniele Miconi, presidente dell'associazione Acrobati del Volo. Intanto diamo la buonasera a questa creatura che è? È un gufo siberiano, noi siamo del Parco Acrobati del Sole di Cividale del Friuli. L'azienda si chiama Beer Control SRL, che è un'azienda leader in Italia nel settore dell'allontanamento volatili da aeroporti e quant'altro. Però oggi qui siamo appunto a dare manforte e spalla a questa bellissima festa che viene svolta ormai da parecchi anni e che devo dire è un successo eccezionale. Ho assaggiato tutti i piatti, sto esplodendo, veramente tutto buonissimo. Senti, ma il volatile è agitato, dialoga, che cosa vuol dire quando fa così? Allora, questa è una forma di comunicazione sociale che c'è
tra questo rapace che è imprintato, comunque è stato allevato dall'uomo, quindi si riconosce come un suo pari, e quindi lui quando è accanto a noi chiacchiera come farebbe con un suo simile. Quanti anni ha? A 4 mesi. Può crescere ancora? No, è già arrivato alla sua grandezza naturale, intorno ai 90 giorni i rapaci sono sviluppati completamente, poi a seconda delle specie alcuni sviluppano prima o dopo, ma comunque le tempistiche sono quelle più o meno. Voi sarete presenti anche il 30, no? Qui a Sapori nelle Valli. Sì, il 30 siamo sempre qui in un'altra zona però, in una cava, dove faremo una piccola dimostrazione di volo, dove presentiamo alcuni rapaci. Ovviamente non possiamo portare il nostro spettacolo completo, quello che proponiamo al Parco Acrobati, dove ci sono anche aquile, avvoltoi e altri tipi di rapaci. In questa occasione comunque faremo volare alcuni dei nostri rapaci come naturalmente volano ogni giorno assieme a noi. Ecco, senti, rapidamente non ti chiedo la descrizione di ogni esemplare, che cosa abbiamo qua? Abbiamo dei falconidi, il primo è un incrocio, in realtà l'unico incrocio che abbiamo qui oggi, che è un incrocio tra un girifalco bianco e un falco lanario. Subito dopo c'è un gufo africano, poi c'è un girifalco grigio. E poi ci giriamo da questa parte. Abbiamo una poiana di Harris, una poiana coda rossa. Che è questa? Questa qui, esatto. Poiana coda rossa. E qui per terra Senti, è l'unico eversivo che non vuol stare sul piedistallo. Ma dipende, a seconda di come gli va bene, forse oggi è un po' ventilato e quindi sta più comodo per terra piuttosto che prendersi tutto il vento sul trespolo. Comunque è un gufo del Bengala. Poi seguendo qua dietro abbiamo un gufo reale europeo, che è quindi una specie autoctona qui delle nostre zone, nei nostri boschi si può trovare. Ovviamente non dobbiamo pensare che sia presente quanto possano essere i piccioni. È comunque un predatore, quindi ce ne sono molto pochi e anche vederli è molto difficile. Grazie mille Miconi. Io con un balzo atletico vado da questa parte, vado dai 3 suonatori che mi stanno aspettando prima di andare a conoscere un po' più da vicino gli amici della Bancarella. Che cosa ci fate sentire all'aria aperta? Al galoppo. Al galoppo?
grazie a questo trio, ma li ritroveremo fra poco. Io vado in questa bancarella dove a dominare è il legno e credo che qui si tratti di mani sapienti, mani artigiane. Ma diciamo più, noi saremo degli hobbisti del legno. Che cos'è? Si può... del legno, sì. Un po' di tutto, come vede. Lei di dov'è? Io di Stupizza. Che legno ha utilizzato per la realizzazione di questi oggettini? Dunque, in prevalenza il nocciolino, no? Poi c'è il frassino, poi anche il tiglio. Senta, il castagno non si presta? No, ma si presta anche il castagno, però è più duro da lavorare. Se devi scolpire qualcosa col castagno, il legno migliore che abbiamo qua è il tiglio. Senta, ecco, il legno migliore che è il tiglio, qual è l'ultimo oggetto che ha realizzato? Dunque, a dire la verità, adesso l'ultimo oggetto l'ho già venduto ieri, ed era un cobra. Un bel serpente. Sì, un bel serpente. Beh, fra gli ultimi ho fatto anche questi bastoni, che sono il nocciolino, e come vedi li ho... Senta, lei dopo me ne presta uno, perché mi servirà durante, e poi io ovviamente glielo restituisco. Certo. Poi lo facciamo magari a seguire. Quant'è che pratica questo e coltiva questa passione? Diciamo che saranno 8 anni circa. 8 anni? Sì, sì. È nata così per caso proprio, perché mi trovavo a casa disoccupato e a Stupizza avevamo un sito che si chiamava Villaggio degli Orsi e questi qua mi hanno chiesto di fare qualche gadget per loro, per i bambini, perché venivano bambini lì e li facevano fare dei giri, gli mostravano le cose che erano da mostrare e poi sì, andavano via e compravano qualche cosetta. Senta, lei si chiama? Crust Carlo. Carlo, allora io ne prenda lei uno che secondo me si adegua. L'orso? Non so, qua c'ho il coniglio, l'orso. No, facciamo l'orso, va il coniglio, non è che mi piace da mangiare, ma è troppo veloce per i miei gusti. Crust, allora me lo presti, io con questo bastone del signor Crust mi sposto e vado all'interno del padiglione di Sapori nelle Valli. Sesta parte dello scrigno, e questa è la parte interna di della manifestazione Sapori nelle Valli. Vogliamo iniziare con questa locandina Vorrei ma non dono, perché, e quindi questo è il riferimento alla BC dell'Associazione Friulana Donatori e Sangue. Ci sono vari slogan come corri a donare, e poi il consolidato invito a pranzo nelle valli del Natisone, quindi di fatto l'adesione dall'8 ottobre all'8 dicembre dei vari punti di ristoro, dei ristoratori della zona, dove appunto hanno dei menù che possono essere degustati di tanto in tanto. Andiamo con un breve brano del nostro trio, 2 minutini con un brano tipico di queste zone.
Grazie a questo trio e allora cominciamo Mauro a visitare appunto i vari stand, queste vetrine. Qui abbiamo l'azienda agricola Floram. Azienda agricola Capre Felici di Floram Luciano, che è un'azienda del comune di Pulfero, della borgata di Coceanzi a Pegliano, ed è il paese dove c'è il castagno gigante, del quale faremo la manifestazione il 5 e il 6 di novembre, la festa del castagno gigante. È un allevamento di capre, ma Luciano c'ha anche pecore e c'ha anche mucche e anche qualche asinello. Secondo stand? Abbiamo la Gubana Cedermas, che è uno dei 3 gubanifici associati a Sapori nelle Valli, uno dei 3 gubanifici storici delle Valli del Natisone, perché è un'azienda che ha 99 anni, quindi il prossimo anno farà il 100 anni di attività. Denis, che è l'attuale pronipote del fondatore della realtà, è anche vicepresidente di Sapori nelle Valli. E poi abbiamo il buon Schingaro. Abbiamo il buon Schingaro, che è il segretario dell'associazione ed è il rappresentante dell'antico mulino Pussini, che è un mulino nato nel 1400 ed si chiama Pussini dal 1700, quindi ha una storia molto antica, è uno dei mulini più vecchi della regione e produce, oltre che le farine, ma fa anche dei prodotti assolutamente innovativi dal punto di vista produttivo, quindi possiamo vedere che ci sono tante e quindi scelta. Salutiamo Schingaro che sta prendendo nota, grazie al segretario dell'associazione Sapori nelle Valli, e possiamo andare al Monte del Re, un nome importante. Monte del Re, fino a qualche settimana fa si chiamava Monte della Regina, ma dopo che è morta Elisabetta, sto scherzando naturalmente, si chiama Monte del Re. Io lo stuzzico da un po' di giorni perché adesso ha motivo di essere Monte del Re, visto che c'è il re in Inghilterra, che è un'azienda che fa agriturismo e quindi oltre all'agriturismo fa anche la produzione di erbe officinali, tisane, acque aromatiche, oli essenziali e altri prodotti. Inoltre c'è anche l'allevamento cinofilo Monte del Re. Poi c'è un altro brand consolidato, Gubana Giuditta Teresa. Sì, Gubana Giuditta Teresa è un'altra la seconda in ordine di arrivo delle 3 aziende associate come gubanifici. Anche questa ha la sua storia, un'azienda che ha la sua storia molto lunga nel tempo. Le attuali titolari sono Giovanni e la moglie Silvana, che resistono, sempre con prodotti nuovi, perché quest'anno ultimamente ha fatto anche delle briochine alla Gubana, che sono un'altra novità. E poi c'è anche il miele. Sì, c'è Marco Cedermas, l'apicoltura Cedermas, che fa dei prodotti eccellenti. Le Valli del Natisone sono molto rinomate per le essenze floreali che producono, no? Che propongono. Marco è un artista, secondo me, no? Riesce a tirare fuori il meglio di sé, però lo tirano fuori le api, lui solamente lo lavora. E qui c'è l'unica latteria. Qui abbiamo un cimelio storico delle Valli del Natisone, la latteria di Montefosca. Pensate che Montefosca dista da Pulfero 13 km, per scendere a Pulfero, in municipio, ci impiega più di quanto chi a Fondovalle arriva a Udine, quindi dovrebbe essere dato un premio alla resistenza di queste realtà, perché fare agricoltura in quelle località veramente merita un riconoscimento. Le Valli Natisone avevano diverse latterie, questa è l'ultima rimasta, quindi un plauso assoluto a Giuliano e alla sua compagna Micaela, che è rumena
e mantiene la tradizione, continua a mantenere la tradizione del caseificio. E qui c'è un altro gubanificio. Qui c'è, penso che non abbia bisogno neanche questo di nome, di citazione, perché lo conoscono tutti, perché è la Gubana d'Orbolò, con la terza generazione di gubanieri, le due ragazze, le due sorelle Jessica e Joelle, che hanno rilanciato in modo trasversale la produzione, perché vanno dal pane a biscotti e dolci, alle brioche, alla caffetteria, sia a San Pietro Natisone ma anche a Cividale, con la boutique della Gubana che hanno aperto da qualche mese in Cividale. E poi c'è anche il gelato. Poi abbiamo una gelateria ospite che propone il gelato fatto con i temi di Sapori nelle Valli. Questo fine settimana il tema è la Gubana, quindi uno dei prodotti che propone è il gelato alla Gubana. La prossima settimana proporrà la castagna, quello dopo il miele e le mele, e quello dopo ancora non le farine, ma farà il mix di tutti quanti i prodotti che ci sono. Allora, questa è la prima sala. Adesso entriamo nella seconda sala, dove ci sono altri espositori, ne vendiamo almeno ancora 8, quindi... Questa è l'agriturismo alla Pestrofa, che è un agriturismo con alloggio che fa allevamento di trote, quindi pesca sportiva, e anche dei piatti eccezionali che abbiamo potuto degustare anche l'altra sera nella serata inaugurale. Ha fatto una tartara di trota che era eccezionale. Qui abbiamo la Seuca. La Seuca è senza ombra di dubbio l'azienda produttrice di frutta più antica, più storica delle Valli Natisone dal punto di vista dell'attività, perché appartiene a una famiglia che è stata uno dei precursori della commercializzazione oltre che della produzione delle mele nelle Valli Natisone. Poi andiamo avanti, abbiamo l'associazione Tarcetta. Qui l'associazione Tarcetta è rappresentata da un po' di maglie, un po' di dépliant che dicono tutto sulla sua attività. L'associazione Tarcetta ha fatto ripartire, diciamo in qualche modo, la castanicoltura in Friuli, perché dalla manifestazione del 2016 della festa del castagno gigante ha rimesso in moto tutto un meccanismo che si era bloccato con l'arrivo del cinipide, e quindi ha il merito di aver riacceso le polveri per tornare a parlare di castanicoltura. Inoltre è l'associazione che gestisce la grotta di San Giovanni d'Antro. Poi abbiamo un'azienda che conosci bene. Questa è un'azienda che conosco bene, molto bene, perché è la mia azienda agricola Valnatisone, che insieme alla mia famiglia portiamo avanti da anni. Sono 40 anni che facciamo mele in produzione, diciamo, più intensiva rispetto alla tradizione dell'estensivo che c'era prima nelle Valli Natisone. Abbiamo parlato di Seuca, della Seuca come nome di azienda, ma la mela Seuca, che producono sia loro che noi, è la varietà che fino agli anni 60 era la mela più prodotta in Friuli, in quanto le mele fino a quegli anni venivano prodotte, il grosso della produzione veniva fatto nelle Valli Natisone e in Carnia, quindi noi abbiamo anche ripreso come azienda la produzione, abbiamo fatto una prova sperimentale con l'Università di Udine e con la comunità di montagna, impiantando nuovi alberi di questo tipo di mela. E oltre a questo naturalmente io faccio anche trasformati, patate, ortaggi, eccetera eccetera. Quindi poi qui abbiamo la birra Giulia che è di Marco Zorzettis, che è uno dei vignaioli dei colli orientali del Friuli, che fa anche Alturis con i vini. E poi abbiamo
Abbiamo un ospite che è l'Adi Castellan, che è un'azienda ospite che abbiamo ospitato l'anno scorso. Ci ha chiesto di ritornare perché è felice di collaborare con Sapori nelle Valli e si trova molto bene nelle valli a proporre i suoi prodotti, che sono prodotti legati a Campagna Amica. No, quindi Coldiretti? Coldiretti, la rete di commercializzazione degli associati di Coldiretti. Pierig ha oramai i tempi televisivi, perché penso che abbiamo esaurito, e infatti mi fa un gesto Francesco Snidero che ci dice che abbiamo ragione, nel senso che abbiamo rispettato i tempi. Qui si chiude la puntata dello Scrigno. Io ringrazio Mauro Pierig e l'obiettivo è quello di farvi venire, abbiamo voluto incuriosirvi, un fine settimana se n'è andato, ma ne avete altri 3 a disposizione per Sapori nelle Valli. Venite a visitarle, non potrete farne a meno, vero Mauro? Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio, i risultati degli altri anni dimostrano che i nostri prodotti sono molto apprezzati e quindi cerchiamo di continuare questa tradizione nel modo sempre più propositivo. Quest'anno ci sono più aziende perché il problema del Covid ci ha dato la possibilità di far partecipare anche aziende che negli altri anni non hanno potuto partecipare. Alcune aziende in aggiunta ci saranno anche la prossima settimana, quindi allargheremo la proposta. Il menù l'abbiamo visto prima, si mangia e si beve prodotti genuini, piatti non da sagra, diciamo, piatti da ristorante, e poi naturalmente la giornata finale sarà quella della raccolta di castagne nella cava della Giulia Marmi, in cui la festa si sdoppierà, verrà fatta qui ma anche lassù. Ringrazio anche la famiglia Laurino per la costante disponibilità che ci dà e quindi arrivederci nei prossimi fine settimana. Grazie a Mauro Pierig. Da San Pietro Lantisone, zona industriale, è veramente tutto. Grazie Francesco Snidero, alla prossima e buonanotte, arrivederci.